Le colture del Veneto orientale sono in ginocchio. Il maltempo con pioggia battente e grandine ha danneggiato vigneti e distrutto i raccolti dei campi coltivati a mais, soia e grano prossimo alla maturazione. Il bilancio drammatico è stato tracciato dalla Coldiretti. Danneggiati 2.500 ettari a Giussago, Sindacale, Loncon, Concordia e Torre di Mosto. Per la soia i danni verranno valutati nelle prossime ore a seconda di come reagiranno le piante, mentre per il mais compromesso il 70% della produzione. Si parla di diversi milioni di euro. Molti agricoltori negli ultimi anni sono ricorsi a polizze, investendo pure in reti antigrandine e protezione per assicurare il raccolto, ma non sempre basta. Le avversità in agricoltura sono imprevedibili. La pioggia caduta tra giovedì e venerdì è stata un evento eccezionale. Ci sono delle tempestate in cui ti portano via completamente quella che è la cultura, quindi di conseguenza i danni possono essere molto importanti e di conseguenza arrivare ad ottenere quello che è l'assicurazione con il reddito, tra l'altro adesso con le polizze multirischi si assicura anche la siccità, credo che sia l'unica maniera per dormire tranquilli, temporali permettendo, ma bisognerà farla, insomma non ci sono alternative. Bisogna mettere in conto che il costo dell'assicurazione è un costo di produzione, in questa maniera qua i grandi imprenditori fanno sicuramente quello che è il loro dovere.